Siamo a disposizione ovviamente della procura e del procuratore che vorrà vedere gli atti. L'ULSS 2 è pronta a consegnare le cartelle cliniche di Fabrizio Biscaro alla procura, che intende analizzare il percorso terapeutico seguito dall'uomo, ora in carcere con l'accusa di aver ucciso Elisa Campeol. È chiaro che, come voi sapete benissimo, c'è l'autodeterminazione alla cura, prevede appunto che la persona possa ritornare tranquillamente, se lui lo decide, nella società senza bisogno di essere seguito. Quindi abbiamo avuto questa dicotomia tra il fatto della dismissione sostanzialmente e non più utilizzo di farmaci, che potrebbe aver portato evidentemente agli eventi che si sono succeduti. Quello dell'autodeterminazione dei pazienti è un principio raggiunto di recente con la legge 219 del 2017. Se non in casi eccezionali, e qui mi riferisco alle motivazioni per cui si può ricorrere a un trattamento sanitario obbligatorio, vige la libertà della cura e il consenso alla cura nel nostro caso è un consenso che va continuamente ricercato e condiviso con la persona. Nel corso del tempo le richieste di aiuto giunte ai servizi di salute mentale sono aumentate in modo considerevole. I nostri servizi di salute mentale sono sommersi da una quantità di domanda veramente importante alla quale stiamo facendo fatica a dare delle risposte. A pesare la carenza di specialisti. Io sono a Treviso da 2 anni, è stato fatto di tutto e di più, dai concorsi a tempo determinato, a tempo indeterminato, ci sono pochissimi psichiatri, la sofferenza del nostro dipartimento è la sofferenza di molti altri dipartimenti. Fondamentale per Meneghetti chiarire quello che è il ruolo della psichiatria. Stiamo attraversando un periodo nel quale rischia di prevalere l'attribuzione forte alla psichiatria di una funzione di controllo sociale. Questo va detto, la psichiatria ha invece una preminente funzione di cura, di prevenzione, di promozione della salute mentale.